Buongiorno, Claudia Puligheddu, Sardegna chiama Sardegna. Sono una ritornante consapevole, laureata in sviluppo locale con una tesi sull'innovazione sociale nelle aree rurali e marginali e lavoro come progettista in campo sociale. Ho scelto di tornare dopo aver vissuto in una megalopoli, aver imparato una lingua straniera, ho studiato e ho scoperto anche i benefici di vivere sulla terraferma. Quindi l'essere connessi con i trasporti, i servizi, ma anche solo la vivacità dell'essere esposti a modi di vita, di pensare e di fare molto diversi da questo. Sapevo che sarei tornata nonostante la mancanza di un tessuto economico e sociale vivace, nonostante gli ospedali che chiudono e le scuole che vengono ridimensionate. Quando sono tornata, ho fatto i conti, il 55% dei miei amici più cari si era trasferito fuori isola e io mi sono ritrovata in un deserto fatto di amici lontani e di minori opportunità sociali, culturali ed economiche. Una cosa che ho imparato durante la mia formazione è che l'innovazione non è facilmente esportabile, ma deve fare i conti con il tessuto economico, sociale e culturale in cui si vuole esportare. Cioè, quello che funziona a Milano non è detto che funzioni in un piccolo paesino della Sardegna o in una periferia della città di Cagliari. L'innovazione dipende dai presupposti locali, dalle sue specificità in termini di competenze individuali e collettive. E non dipende soltanto dai cittadini, perché l'innovazione è determinata anche dalla qualità della governance e delle pubbliche amministrazioni. Oggi sono qui per portare il risultato del tavolo partecipato fatto con Sardegna chiama Sardegna a tema welfare intergenerazionale e abbiamo immaginato una proposta di legge che abbiamo chiamato uno spazio in ogni paese. Abbiamo poi scoperto che esiste questa innovazione, per esempio a Torino ci sono le case di quartiere. Uno spazio in ogni paese vede la restituzione degli spazi inutilizzati alla collettività locale, affinché in rete diventino poli associativi in cui si offrono attività sociali, culturali, aperte a tutta la cittadinanza. E quindi come funziona questa proposta? Innanzitutto la pubblica amministrazione mette a bando gli spazi pubblici inutilizzati e si pone garante della qualità e quantità degli interventi che vengono fatti all'interno. E quindi valorizziamo le organizzazioni del terzo settore, le organizzazioni socioculturali locali, che partecipano ai bandi e si impegnano a rendere questi spazi vivi, inclusivi, offrendo quelle che sono le attività che loro fanno ogni giorno. Vogliamo spazi polivalenti che da inutilizzati diventino luoghi di fermento, di incontro tra singoli cittadini e le organizzazioni socioculturali del territorio. Vogliamo spazi in cui chiunque può entrare dentro e proporre, organizzare qualunque tipo di attività, dal lavoro a maglia alla ciclofficina, attività musicali, culturali, sportive, ma anche, non solo, sportelli di ascolto, sportelli di orientamento per i nostri giovani. Vogliamo degli spazi e dei paesi vivaci per chi resta, per i tanti giovani che spesso non hanno un posto dove passare la propria giovinezza, per le tante donne che loro più di tutti sono fuori dal mercato del lavoro, ma anche per tutti gli adulti che hanno delle competenze, hanno delle manualità, delle creatività e che vogliono coltivare insieme i propri hobby, i propri interessi. Vogliamo degli spazi in cui si stringono relazioni, si crea fiducia, dove le conoscenze vengono trapassate e dove si impara a convivere con gli altri. Vogliamo spazi che diano acqua a questo deserto sociale che lo spopolamento ha creato nei piccoli paesi così come nelle periferie delle città. E vogliamo che la prossima legislatura crei i presupposti per un rigoglioso tessuto sociale in cui le competenze personali si uniscono per diventare collettive, in cui le comunità diventino ancora più accoglienti, più inclusive, perché soltanto così l'innovazione può diventare endogena, delle comunità per le comunità. Quello che ho imparato è che non possiamo pensare di innovare i massimi sistemi se prima non iniziamo a prenderci cura delle sue fondamenta. Per questo io ho scelto di attivarmi per la prima volta in politica, perché la nostra isola si merita la concretizzazione dei desideri delle sue comunità. Grazie. Grazie.